Ladri in azione a Spinea, nei pressi di via Luneo. Approfittando dell'assenza dei proprietari, alcuni banditi hanno svaligiato un appartamento al terzo piano di un palazzo in zona Orgnano. Indisturbati hanno portato via un computer, una macchina fotografica e alcuni monili in oro. Hanno messo a soqquadro l'appartamento come documentano queste foto. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. L'uomo che chiedeva la carità davanti a un supermercato di Marcone e che ha aggredito a pugni una vigilessa mandandola in ospedale sarà rimpatriato nelle prossime ore. Lo ha deciso il Tribunale di Bari, competente per territorio, visto che James Osaro, nigeriano di 36 anni, era stato portato al centro di identificazione ed espulsione del capoluogo pugliese dopo essere stato fermato per la seconda volta dalla polizia a Marcon. Al primo volo utile, quindi, direzione Lagos, il nigeriano sarà riportato nel suo paese. Un battello della flotta ACTV è rimasto vittima di un piccolo inconveniente durante un trasferimento a vuoto dal Tronchetto a Piazzale Roma. Il comandante si è dimenticato di abbassare l'antenna del radar, cozzando contro il vecchio ponte tra lo scalo fluviale e l'isola del Tronchetto. È stato quindi fermato per evitare danni ulteriori, comunque minimi. La situazione è stata velocemente risolta con un'altra imbarcazione che ha preso servizio. Il mezzo bloccato dovrà aspettare la bassa marea per tornare all'approdo di partenza. Intanto non c'è pace per il tram, che anche mercoledì mattina si è dovuto fermare nuovamente. Questa volta la colpa non è del siluro rosso. Ad arrestarsi sulla corsia con rotaia in direzione Mestre del Ponte della Libertà è stato un autobus della CTV. L'intervento di tecnici e agenti della polizia municipale sarebbe stato reso più difficoltoso da una perdita di carburante sull'asfalto, che ha allungato i tempi di ripristino della viabilità.